Signore e signori, buonasera, ben ritrovati, siamo in diretta, sono le 21:11 in questo momento. Questo è Viale della Vittoria, con questa suggestiva immagine notturna a pochi metri dalla nostra sede elettorale, e io vi do il benvenuto qui nel nostro studio che viene ospitato presso il My Box di Vittorio Veneto, quindi un grazie va all'associazione My di Vittorio Veneto che ci ha permesso di allestire qui il nostro studio elettorale. Se ci avete seguito dalle 2, dalle 14 di questo pomeriggio lo saprete, abbiamo seguito minuto per minuto tutti i risultati di queste elezioni amministrative 2019 di Vittorio Veneto, che hanno sancito la vittoria con il 56,61%, manca ancora una sezione, ma insomma il dato è questo, del candidato sindaco del centrodestra Antonio Miatto. Io saluto e do il benvenuto qui nei nostri studi a Claudia Borsoi. Buonasera a tutti voi. Ti abbiamo già sentita in collegamento quest'oggi, sei andata a casa, ti sei riposata, adesso non potevi mancare questa sera. Non proprio riposata, perché sono andata a casa e ho lavorato. Ecco. Ed eccomi qui, sì. Oggi ero nelle vesti anche di presidente di seggio, quindi ho seguito in prima persona l'appuntamento elettorale a Vittorio Veneto, prima con le europee, oggi con le comunali, quindi lo spoglio delle schede e posso dire nel mio piccolo, ecco, anche nel seggio dove ero, che il candidato sindaco Antonio Miatto, ora sindaco, ha prevalso con oltre il 50% delle preferenze rispetto agli altri candidati sindaco, in particolare a Marco Dus, che un po' come con una proiezione generale si attesta al secondo posto, quindi quello che un po' tutti insomma hanno evidenziato il risultato delle europee di questa notte. Scusate, esatto. Sì. Il risultato delle europee di questa notte che si è anche confermato a livello comunale con il candidato sindaco Miatto, quindi la Lega e la coalizione di centrodestra, che ha confermato quelle che erano le proiezioni, le aspettative di stanotte con le europee, confermate anche con l'appuntamento elettorale di oggi a Vittorio Veneto. Ecco, noi abbiamo azzardato già dalle prime ore di questa di questo pomeriggio, appunto, questo parallelismo, come diceva Claudia, effettivamente così è verificato, così i numeri ci hanno dato ragione. Ecco. Allora Claudia, prima di entrare un po' a fare qualche analisi, io poi ti lascerò spazio se vorrai condurre pezzi di trasmissione, eccetera, siccome noi siamo un attimino provati qui in studio, prima di dare spazio a te però aprirei il collegamento esterno, perché Irene al momento è andata un attimo a riposarsi anche lei, però il nostro collegamento esterno è ancora bello operativo e vediamo Gianluca Posocco con una nutrita compagine. Vi ringrazio perché potevate essere a festeggiare da qualche parte, invece siete qui sulla Tenda TV e per questo vi ringraziamo. Gianluca Posocco, che è stato già ospite nei nostri studi, vedo anche Varaschin con cui c'è stata tutta una diatriba, aspettiamo, non aspettiamo, dichiariamo, non dichiariamo, poi alla fine abbiamo sentito le sue parole. Allora Gianluca, io ti lascerei la linea appunto a Gianluca Posocco. State un po' decantando la vittoria? Siamo in breve pausa, fra un po' ricominceremo, quindi siamo qui con voi a salutarvi, a salutare tutti, e siamo felici e niente, salutiamo tutta la città e vogliamo ringraziare tutti i cittadini che ci hanno sostenuto e ci hanno dato la preferenza al sindaco Tony Miatto e ci hanno dato l'opportunità di poter governare per i prossimi 5 anni. Quindi noi siamo felici e speriamo di far bene nei prossimi 5 anni. Ecco, mentre chiedo alla regia se possiamo alzare leggermente proprio dalla telecamera il volume del loro microfono, io vedo che però insomma Gianluca Posocco non è da solo, ci sono anche dei giovani lì attorno, ci sono alcuni componenti della civica Noi con Miatto, giusto?
Tony Miato, sindaco, chiedo scusa. Sì, hai detto bene. C'è Gianni Varaschin, che già oggi pomeriggio avete conosciuto, che è stato in rigoroso silenzio stampa fino al 15esimo, fino alla 15esima sezione. Con me c'è la Roberta Tedeschi, che è stata candidata con noi, è candidata con noi nella lista, e degli amici che ci hanno dato una grossa mano: Giancarlo Moret, Rudy Casagrande, Elisabetta Viol, che si nasconde dietro il tabellone, eccola, e è vestita di rosso, forse si vergogna un po'. E poi altri amici che sono venuti a livello cromatico a festeggiare. A livello cromatico oggi c'è qualche discrepanza, insomma. Sì, ecco, quindi adesso passo, se permetti, la parola a loro per dire due parole e così. Prego. Innanzitutto, come hai detto tu, un grazie a tutti quanti. La città ha voluto dare una svolta e noi ringraziamo tutti quanti. E un grazie a Tony Miato, che ha prestato la sua opera, ha parlato con la gente e ha convinto la gente a votarci. Ecco, grazie a tutti. È stato singolare perché appunto Tony Miato, l'abbiamo sentito proprio, le sue prime parole sono state: noi siamo abituati a non fare troppa festa, ma siamo pronti a lavorare. Vi chiedo, siccome siete lì al fresco, rimanete ancora un istante, perché abbiamo in collegamento telefonico il candidato sindaco Alessandro De Bastiani, giusto Claudia? Sì, abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Alessandro De Bastiani, candidato sindaco per partecipare Vittorio e Rinascita Civica. Buonasera a lei, Alessandro De Bastiani. Buonasera. Allora, la sua civica manca poco, c'è un solo seggio ancora che deve essere scrutinato e ad ora si attesta sul un 10% abbondante. Ecco, un risultato che vi aspettavate, era in linea con le vostre aspettative, o pensavate di poter diciamo rodere di più, ottenere più consenso tra i vittoriesi? Noi ci siamo messi in gioco per cambiare Vittorio Veneto e quindi si condividava in un risultato decisamente diverso. Prendiamo atto che ci siamo fermati al 10-11%, comunque abbiamo superato la soglia del 10%, che è consolatoria. Adesso stiamo aspettando, stiamo verificando quanti dei nostri consiglieri entreranno in consiglio comunale per continuare il lavoro che ci avevamo proposto di fare. Purtroppo dai banchi dell'opposizione, ma insomma l'impegno ci sarà comunque. Ecco, lei quasi sicuramente insomma, sarà uno dei rappresentanti delle due civiche che entreranno in consiglio comunale. Come intende porsi in questa nuova esperienza da consigliere comunale di opposizione, sebbene lo fosse già stato in precedenza con l'amministrazione da Re? Io confido rispetto alle recenti amministrazioni che sono susseguite a Vittorio in un percorso di maggiore trasparenza tra maggioranza e opposizione, che può ed è indispensabile per creare un rapporto così di lavoro che serva veramente alla città e non a questa o l'altra parte politica. Quindi confido che la maggioranza ponga sul giusto piano il peso del Consiglio Comunale, che voglio ricordare è la prima, principale, più importante ente che amministra la città. Certo, e per la prima volta viene eletto un sindaco al primo turno a Vittorio Veneto. Secondo lei è stato anche l'effetto Lega a livello nazionale, l'effetto Salvini ad incidere su questo risultato senza precedenti a Vittorio Veneto per il suo avversario politico Miatto?
Beh, intanto questo dimostra che i sondaggi, no, sono più le volte che sbagliano di quelle che si indovinano, no? Mi risulta che i sondaggi che giravano sia dall'una dall'altra parte davano appunto per scontato il ballottaggio tra il primo e il secondo arrivato. Evidentemente si è verificato l'effetto Salvini, che ha travolto tutto il paese, purtroppo spostandolo sulla destra, che il paese si è spostato a destra. Sì, non ci si aspettava un primo turno, però appunto la forza e l'ondata nazionale ha prevalso su tutto. Ecco, non è sindaco, sarà consigliere, le chiediamo due temi a lei molto cari, che sono quelli della tutela dell'ospedale e dell'ambiente. Immagino troveranno la stessa attenzione nella veste sua di consigliere, saranno temi quindi immagino al centro del suo impegno politico per i prossimi 5 anni, è così? Sicuramente sarà il nostro impegno politico, ma sicuramente è una priorità per la città, e io mi metto a disposizione del nuovo sindaco per collaborare insieme per la salvaguardia sia dell'ospedale che anche dell'ambiente, il nostro patrimonio più prezioso che abbiamo da valorizzare. Non è una sfida, ma è una messa a disposizione dell'amministrazione. Ecco, in un'ottica, chiudiamo in un'ottica così di fair play, un invito, un augurio che fa al neo sindaco Antonio Miatto. Di poter affrontare con serenità i molti problemi della città, e di quello l'augurio che si riesca a instaurare un rapporto di una limitata litigiosità e di una collaborazione tra maggioranza e minoranza, sempre al fine di operare per il meglio dei cittadini. Grazie ad Alessandro De Bastiani che ci ha raggiunto telefonicamente. La ringraziamo molto e le auguriamo una buona serata. Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci. Grazie, appunto ringraziamo il candidato sindaco Alessandro De Bastiani. In questa serata cercheremo di dare spazio anche a chi ha perso questa sfida, però mi ricollego subito perché avevamo qualche conto in sospeso lì con il Quadrilatero, stavamo sentendo un po' di voci, perdonate se vi sto rubando qualche minuto alla festa, insomma abbiamo già detto che va così. Allora, vi stavo dicendo prima, Miatto, le prime parole che ha detto ai nostri microfoni sono state quelle che era già proiettato a domani. Domani si lavora, domani è giunto il momento di iniziare a lavorare, eccetera. Per voi effettivamente domani che cosa succederà? Che cosa farete? Domani si lavora, domani cominceremo ad analizzare i problemi che ci sono, 5 anni diciamo che portati avanti in una maniera diversa dalla nostra concezione. Diciamo che noi abbiamo una visione diversa della città. Per 5 anni, da un punto di vista legittimo, la Giunta Tonon ha portato avanti i programmi perché era stata legittimata dal voto 5 anni fa. Non concordiamo con quello che hanno portato avanti. Da domani iniziamo a lavorare per stare veramente vicini innanzitutto alle persone ed ascoltare le persone. Partiamo dalle cose basi, vogliamo intanto pulire la città, rendere una città bella, accogliente per chi c'è, e da qui poi inizieremo a
a far diventare Vittorio veramente il centro, un comune al centro della provincia di Treviso, al centro del Veneto, al centro dell'Europa. Questo è il nostro obiettivo, lavoreremo tanto e speriamo di farcela con tutte le nostre forze. Abbiamo un grande sindaco, un sindaco che si impegna, dorme poco e lavora tanto, quindi noi ci crediamo e dialogheremo tanto con i vittoriesi e ascolteremo tanto i cittadini. Questo vogliamo fare, speriamo di riuscirci, siamo convinti di riuscirci. Ecco, il suo collega Fasan prima mi diceva sono stati utili anche questi 5 anni che abbiamo trascorso all'opposizione, perché ci siamo resi conto, insomma, magari abbiamo visto le cose da un altro punto di vista. Le chiedo un bilancio di questi 5 anni che lei ha vissuto appunto nei banchi dell'opposizione e in futuro chissà come andrà. Sì, sono stati 5 anni costruttivi, non è facile amministrare, lo riconosciamo, non era facile prima, non è stato facile per la giunta Tonon, noi sappiamo che i bilanci del comune sono risicati e quasi tutti i soldi sono in spesa pubblica. Quello che vogliamo fare, noi abbiamo fatto una posizione tendenzialmente costruttiva, non abbiamo cercato di aggredire l'avversario, abbiamo cercato di informarci e di fare delle proposte. Adesso ci troveremo dall'altra parte e senz'altro quello che ci impegneremo a fare è cercare risorse fuori dal comune, in Europa, attraverso i vari bandi che ci sono e cercheremo di avere un dialogo più costruttivo con l'opposizione. E in questo senso mi fa piacere che una persona come Alessandro De Bastiani all'opposizione, perché si è sempre posto anche in maggioranza in una maniera costruttiva verso tutti. Quindi non promettiamo i miracoli, ma promettiamo senz'altro di lavorare tanto e di stare accanto ai vittoriesi. Questo è quello che vogliamo fare. Grazie a Gianluca Posocco. Avete qualcos'altro da aggiungere dalla postazione lì? Volete chiudere? Mi salutate? Allora fatemi ciao con la mano. Ci vediamo e grazie a tutti. Allora, eccoli qua, vediamoli. Ecco qua. Molto bene. Grazie, grazie per essere stati con noi in questa serata che per voi appunto è una serata di festa. Claudia, abbiamo altri collegamenti telefonici, altre cose? Forse avremo tra poco il candidato sindaco Petterle, vediamo. Nel frattempo ho visto che abbiamo i risultati definitivi. Esatto, abbiamo il dato definitivo. Esatto, quindi 33 sezioni su 33. Falla uscire. Abbiamo il candidato sindaco Antonio Miatto, 56,37%. Marco Dus 25,56, Alessandro De Bastiani 11,68, Michele Toffoli 5,30, Valerio Petterle 1,09. Ok, questi sono i dati che state vedendo ufficiali e definitivi. Ok, allora io chiedo di pazientare per qualche minuto agli amici che vedo già nel monitor nella nostra postazione esterna del quadrilatero, perché ci ha raggiunto, andiamo, stringiamo pure su di lui, ci ha raggiunto qui in studio e lo salutiamo e lo ringraziamo perché ovviamente per i vincitori è molto più facile essere alla ribalta mediatica davanti alle telecamere. Abbiamo qui il candidato sindaco Marco Dus, che saluto. Buonasera. Buonasera. Allora, Marco Dus, abbiamo detto prima 25 e 56%. Questo è stato, poi andremo a vedere anche le liste in maniera scorporata. Allora, un primo commento. Noi prima abbiamo letto il messaggio che ha voluto lasciare sul vostro profilo, sul profilo Facebook ufficiale. Allora, Dus, un primo commento, diciamo a caldo, insomma, anche se ormai il trend era ben chiaro sin dalla metà di questo pomeriggio. Sì, tanto buonasera a tutti e grazie come sempre dell'invito e del servizio che fate.
e non eravamo riusciti a completare le asfaltature a causa della pioggia, però ci ha pensato la Lega in termini politici ad asfaltarci. Battute a parte, insomma, non sono riusciti a togliermi il sorriso e quindi questo è già un primo segnale positivo che riscontro. Detto questo, colgo l'occasione, sono venuto qui soprattutto per ringraziare chi mi ha aiutato in questa campagna elettorale, che è stata sicuramente intensa, importante da molti punti di vista, soprattutto quelli personali, e mi ha permesso di conoscere molte persone, la città in tutte le sue sfaccettature, e quindi ha messo alla prova anche le mie forze psichiche e fisiche, e sono ancora qui e quindi sarò qui anche per i prossimi 5 anni. Ecco, raccontiamo le ultime ore, diciamo dalla serata di ieri sera. Noi abbiamo visto i dati che facevano riferimento a Vittorio Veneto, abbiamo fatto un po' i conti in maniera un po' sommaria, abbiamo detto beh, se chi ha votato per il centrodestra alle europee avesse votato per il centrodestra anche alle amministrative, quindi sommando il dato della Lega, il dato di Forza Italia e il dato di Fratelli d'Italia, saremmo arrivati al 57% per il candidato Miatto in questo caso. Siamo al 56,5%. Allora Dus, già ieri sera avevate, intanto qui continuano ad arrivare ospiti che poi chiedo di pazientare un attimo, già ieri sera avevate subodorato la situazione oppure ci avete creduto fino all'ultimo? Sì, sì, no. Ovviamente la situazione a livello nazionale era quella che era sotto gli occhi di tutti. Pensavamo di poter fare un po' meglio, quello certo, perché insomma eravamo comunque amministrazione uscente, e ciò non è stato possibile. Credo comunque che ovviamente in politica i cittadini hanno sempre ragione, quindi evidentemente il nostro progetto non è stato ritenuto all'altezza di essere rappresentativo della città, e semplicemente, come si fa in questi casi, se ne prende atto e si cerca di migliorare. Le priorità che avevamo portato avanti in questi anni credevamo potessero essere accolte dalla cittadinanza, così non è stato, e vedremo di rimodulare le nostre priorità. Domanda scontata, ha pesato l'effetto Salvini? Ma sì, forse qualcosina ha pesato l'effetto Salvini. Sì, direi di sì. Però voglio dire, è comunque una tornata amministrativa, probabilmente hanno pesato anche alcuni errori che ci sono stati fatti, e io me ne assumo la responsabilità perché alla fine il rappresentante delle 3 liste ero io, e quindi è giusto che sia io ad assumermi questa responsabilità. Detto questo, credo che si debba guardare avanti e ci sarà il tempo nei prossimi giorni di analizzare il voto, l'andamento del voto, e iniziare soprattutto a lavorare per un progetto futuro. Ecco, Claudia, vuoi chiedere qualcosa al candidato Dus? Beh, prima ci eravamo sentiti al telefono, dicevi che insomma, fin dall'inizio i sondaggi non erano a tuo favore, ciò nonostante insomma, hai deciso comunque di candidarti. Una scelta che rifaresti? Sì, sì, una scelta che rifarei assolutamente, perché credo che se si hanno delle idee che si ritengono essere valide non c'è mai il momento giusto per farlo, bisogna farlo nel momento in cui ci si sente di farlo. E dal neo sindaco Miatto che cosa ti aspetti? Ma più che qualcosa di cui mi aspetto, qualcosa di cui mi auguro. Mi auguro che ci sia venga trattata bene la nostra città, perché è la città di tutti. Mi auguro che rimanga ad essere Vittorio Veneto una città aperta, accogliente, che non prevalgano certe idee. Mi auguro soprattutto che i conti vengano lasciati in ordine, non come l'ultima volta che hanno governato loro. E mi auguro franchezza e trasparenza, come c'è stata sempre da parte mia, e anche naturalmente rispetto, ma su quello sono certo che non mancherà. Ecco, io ho una domanda, non tratteniamo Dus per troppo tempo qui nei nostri studi. Ovviamente la campagna elettorale è un vorticoso susseguirsi di appuntamenti, di incontri, di appunto contatti quotidiani, costanti con la gente. Un incontro, un momento insomma significativo di questa campagna elettorale.
I momenti più significativi sono stati con alcune comunità straniere che ho incontrato e che erano preoccupate dell'avanzata della Lega, e io l'avevo un po' rasserenate, però evidentemente ho sbagliato. Altri momenti significativi sono stati sicuramente gli incontri con i cittadini vittoriesi nei vari bar e osterie che frequento anch'io con orgoglio, e che mi hanno permesso di incontrare proprio alcune persone che ti parlano magari senza filtri, in maniera molto franca, e fa sempre piacere, insomma. Ci sono dei grazie da dire al termine di questa campagna elettorale? Io appunto avevo sentito e abbiamo mandato in onda anche oggi nel corso della nostra lunga diretta, insomma il ballottaggio era auspicato da voi e quindi nel momento in cui c'è stata la festa di conclusione, insomma, della campagna elettorale, intanto Claudia devi rispondere, no? Ok? Quando c'è stata la festa di conclusione della campagna elettorale il discorso era: facciamo altri 15 giorni di lavoro. Questo è stato detto a tutti i supporters della lista, ai componenti della lista. I 15 giorni di lavoro non ci sono più, però immagino che i grazie siano sempre gli stessi, no? Sì, beh, quando uno si candida per vincere, non per partecipare naturalmente, quindi era un auspicio per portarci alla vittoria. Così non è stata una sconfitta netta, e sì, colgo l'occasione, come ho detto prima, per ringraziare le persone che mi hanno supportato in questa corsa. È stata una bella avventura che, ripeto, rifarei. Mi ha permesso di avere un rapporto, conoscere nuove persone, quindi ringraziamento a tutte e tre le liste: la lista del Partito Democratico, la lista di Mario Darè con Vittorio Vive, la lista mia del candidato sindaco e la lista civica, e quindi a loro va un sentito grazie, come va un sentito grazie naturalmente anche a quei cittadini, quel 25% dei vittoriesi che mi hanno dato la fiducia e che colgo qui l'occasione per ringraziare. Ok, grazie a Marco Dus, un saluto anche ai nostri telespettatori. Beh, sì, ovviamente un saluto agli spettatori ci siamo di Alterna visti TV. spesso in questo periodo. Ci siamo visti spesso, mi sa che ci rivedremo, e non è una minaccia, è un augurio. A noi farà senz'altro piacere. Grazie a Marco Dus che appunto è venuto qui nei nostri studi. Grazie. Allora, abbiamo pronto un altro collegamento, però... Ok, aspettiamo un attimo perché abbiamo un collegamento dal quadrilatero. Allora apro subito, vedo la lista di Fratelli d'Italia, giusto? Sì, eccoci. Buonasera a tutti. Buonasera, anche voi avete partecipato alla vittoria del candidato Tony Miatto. Andiamo a vedere giusto numericamente la scheda che riassume appunto le percentuali. Andiamo con la seconda slide con le percentuali delle liste, eccola qua, adesso arriva. Ok, quindi voi vi attestate al 3,13, perfetto. Thomas Toffoli, rappresentante di Fratelli d'Italia Vittorio Veneto, è soddisfatto di questo risultato? Sì, un grande risultato alle europee e un buon risultato a Vittorio Veneto. Sono rimasto a casa prima di cena per attendere gli ultimi risultati e devo dire sono felice e soddisfatto di aver contribuito alla vittoria di Tony Miatto. Come Conegliano, Treviso, dove ho partecipato con Fratelli d'Italia, speravo anche tempo orsono in Vittorio Veneto, questo è accaduto, quindi Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni ha portato bene, e quindi abbiamo fatto vincere il centrodestra, abbiamo contribuito a far vincere il centrodestra il primo turno, e grazie appunto a tutti gli elettori che ci hanno dato fiducia proprio a sostegno di Tony Miatto, che sarà un grande sindaco, ma un sindaco di tutti e di tutta la gente della città, che ha bisogno di partire alla grande e velocemente. Ecco, infatti ce lo diceva proprio nella nostra intervista che abbiamo fatto prima con il nuovo sindaco di Vittorio Veneto, Tony Miatto. Lo ribadisco, ci ha detto: io non ho tempo per festeggiare, da domani si lavora, quindi da domani si comincia subito a lavorare per la città. Beh, sicuramente sì, per far festa c'è tempo.
si festeggerà senz'altro quando saranno stati risolti i problemi della gente, i problemi della città e del turismo e dei negozi che hanno chiuso. E solo in quel momento potremo festeggiare, soprattutto ridando il lavoro anche chi l'ha perso. Quindi come ha detto il sindaco Tony Miato, si lavora da subito, noi siamo qui disponibili a contribuire nel suo lavoro e siamo appunto soddisfatti per il risultato in Italia, perché è la prima volta che siamo presenti partito che sta lavorando bene anche a livello nazionale, anche in Europa, e che porteremo un grande contributo in questa straordinaria città che ha bisogno di recuperare i suoi valori che aveva una volta, un tempo, e che sicuramente ritornerà ad essere una città di gran spessore. Grazie mille, grazie Thomas Toffoli per questo collegamento. Grazie a voi, ai suoi amici lì appunto che erano lì attorno, avevano anche la bandiera, erano ben organizzati. Io riapro il collegamento con qui in studio, non un collegamento ma ce l'abbiamo qui Claudia, perché abbiamo un'altra telefonica, giusto? Sì, abbiamo raggiunto al telefono il candidato sindaco Valerio Petterle per Grande Nord. Buonasera Petterle, ci sente? Pronto, buonasera, grazie. Allora, abbiamo visto che la sua lista si è attestata, i dati sono ufficiali, all'1,08%. Un risultato che è andato in linea con le vostre aspettative o vi aspettavate qualcosa di più? Beh, noi ringraziamo tutti i nostri elettori, sia uomini che donne, che hanno creduto e riposto speranze e aspettative che intendiamo coltivare e far crescere per il domani di Vittorio Veneto. Questo risultato, come lei ha detto, per noi ha un valore grandissimo, perché consideriamo che l'abbiamo raggiunto da soli, senza nessuno alle spalle, e ci incoraggia a batterci per il bene dei cittadini vittoriesi. Un lungo cammino inizia sempre con un piccolo passo, e conoscere e far conoscere il Grande Nord e soprattutto l'articolo 132 della Costituzione per un'autonomia facile e senza costi aggiuntivi e senza sforzi. Io ringrazio ancora tutti e darò voce a chi non ha voce. Ecco, per chiudere chiediamo anche lei che augurio fa al neo sindaco Miatto, che aspettative ha da questo sindaco? Io mi auguro che il dottor Miato faccia un proficuo lavoro per la città e nell'interesse di tutti i cittadini vittoriesi, che noi condividiamo, però naturalmente ci permettiamo di fare osservazioni anche dall'esterno. A noi interessa soprattutto il benessere della città intera, e soprattutto che la città adesso, con la crisi della Permastelisa e della SIPA, abbia un orientamento in senso biologico. Questo è il nostro programma per il turismo, e soprattutto l'ospedale cittadino non venga trasformato in ospedale di comunità, ma in un centro di ricerca europeo con i fondi Erasmus per terapie parallele nella ricerca del cancro. Questo è il nostro intendimento, massima collaborazione, però anche osservazione dall'esterno, sempre per il benessere della comunità. Grazie allora Valerio Petterle per esserci. I miei elettori, uomini e donne, che hanno creduto e stimato la mia persona e il Grande Nord. Grazie. Soprattutto Tenda TV, che sempre con professionalità mi ha assistito dall'esterno. Grazie a tutti. Bene, buonasera anche a lei allora. Ecco, stiamo componendo, quando sono le 21:44, il mosaico delle voci che ci commentano questi risultati elettorali. Ovviamente vincitori e vinti potremmo intitolare questa seconda parte della nostra maratona della città che vorrei. Abbiamo sentito, e poi andremo a riproporvi, tra l'altro, se qualcuno, sicuramente ci stanno vedendo,
qualcuno della Lega o comunque qualcuno vicino a Tony Miatto volesse riportarcelo qui, noi adesso male non ci fa, insomma, però altrimenti abbiamo già preparato alcune immagini, andremo a riproporvi i momenti proprio dei festeggiamenti che vi abbiamo insomma con un po' di orgoglio anche raccontato per primi, raccontato in diretta, una volta ogni tanto permetteteci anche questo. Intanto andiamo di là perché ci ha raggiunto, credo per la terza volta, quindi mi sta diventando un prezzemolino televisivo, Michele Toffoli, eccolo qua. Avevamo un po' intavolato un discorso, intanto apprezziamo anche dalla nostra postazione del quadrilatero, che credo che a questo punto sia sguarnita di ospiti, lo stoico Mirko Andreetta, che lì è il freddo che ci sta presidiando, più che altro perché non passi qualche ladro e ci rubi insomma la strumentazione, ci sta inquadrando in questo momento la fontana del centro, e quindi è una bella immagine che ci sta facendo compagnia. Toffoli ci diceva, quando ancora i dati non erano definitivi, che comunque questo 5% insomma 5,30. 5,30, esatto, adesso è 5,30 ma all'epoca era 5 rotti. No, siamo andati anche sotto il 5 e siamo andati anche sotto il 5. Esatto, era comunque di suo gradimento, ecco, ci mancherebbe altro immagino. Riproponiamo questo ragionamento che stavamo facendo insieme qualche ora fa. Sì, cioè io ho sempre odiato quando si commentano i risultati elettorali. Che tutti hanno vinto. Esatto, che tutti hanno vinto, però devo essere sincero, io sono felice come avessi vinto, perché dobbiamo pensare che siamo partiti qualche mese fa senza appoggi importanti, senza mezzi economici importanti, solamente mettendo il nostro amore per la città, l'entusiasmo che i ragazzi ancora della mia lista non si sono resi conto del risultato che hanno fatto, perché portare un 5,30 in una città come Vittorio Veneto e soprattutto con l'ondata Salvini, perché dobbiamo dire tranquillamente con l'ondata Salvini, io devo dire che è un risultato straordinario. Io ringrazio fin d'ora, l'ho già fatto sulla mia pagina Facebook, tutti i cittadini vittoriesi che hanno avuto fiducia in noi e che ci hanno votato, che ci hanno dato queste preferenze. Io spero che i giovani adesso vogliano continuare in questa loro esperienza, cioè vogliono portare avanti questa esperienza. Spero vivamente che qualcuno di noi possa entrare in consiglio comunale, nel senso che possa farsi, come si dice, le ossa. E quindi devo dire che sono contento tantissimo, intanto anche perché è finita. perché in effetti raccontiamo la campagna elettorale è impegnativa. La campagna elettorale è molto impegnativa, specialmente se si è in pochi. Noi eravamo diciamo le nostre due liste, tutti ragazzi in gamba, però tutti che lavoravano, ognuno con anche i propri impegni. Gli altri avevano anche persone che lavoravano, diciamo, a tempo pieno per la campagna elettorale, perché io li vedevo passare per il viale della vittoria. Quindi onore al vincitore. L'ho detto, Tony Miatto, sei stato più bravo della Lega nazionale, perché io francamente ho sbagliato la previsione, pensavo andassimo al ballottaggio, perché pensavo addirittura che calassero qualcosa, lo dico sinceramente senza nessun problema. Invece gli ho fatto i complimenti a Tony Miatto, perché è stato più bravo della Lega nazionale, perché gli unici due comuni dove sono andati un po' in calo sono stati proprio Vittorio Veneto e Conegliano, perché Conegliano ha avuto il 44 e qui abbiamo avuto il 46, insomma, ecco. Quindi bravo a Tony Miatto. Buon lavoro a Tony Miatto, spero vivamente, perché la città se lo merita, che faccia una squadra all'altezza, questo sì. Una squadra all'altezza. Toffoli ci nominava Tony Miatto, abbiamo delle immagini che io vado a proporvi, intanto possiamo continuare a commentarle, di oggi pomeriggio. Allora, queste sono delle immagini all'interno della sede della Lega, abbiamo visto Tony Darè prima, che abbiamo sentito più volte anche nel corso del pomeriggio, è ben felice per il risultato delle europee. Qui vediamo Miatto che insomma dopo un po' aveva
iniziato a sorridere, l'abbiamo visto anche in un'immagine all'inizio molto serio che compulsava un po' i dati, poi così, ed ora i sorrisi stampati sui volti, tra l'altro cioè, è un'autocitazione quella adesso che vedo nelle immagini, non mi ero accorto, Miato nei nostri studi intorno alle 19:30 e qui lo vediamo in una sorta di primo bagno di folla, noi l'abbiamo visto da un'altra angolazione, ma così adesso vi stiamo riproponendo proprio tutte le immagini, nel momento in cui magari andiamo anche un po' con gli effetti e quindi nel momento in cui c'è stato questo abbraccio con i cittadini, con i militanti della Lega, abbiamo visto una stretta di mano con Tony Larè, il cappotto bagnato, perché l'abbiamo detto più volte, la pioggia oggi non ci ha risparmiato, pacche sulle spalle, stiamo rivivendo quanto è accaduto alle 19:30 di questa sera in centro a Vittorio Veneto. Intanto se la diretta salta ogni tanto perdonateci, ma appunto abbiamo detto che la pioggia è così. E queste sono le immagini. Chiedo dopo ai nostri tecnici di controllare anche su Facebook che proceda tutto. Questi sono gli abbracci insomma di Miato, poi continueremo a vedere queste immagini. Tornerei per un attimo da Claudia Borsoi. Hai qualcosa da... Perdonate, non sono impazzito, ma qui iniziamo a sentire il peso delle ore di diretta. Claudia, hai qualcosa da chiedere a Michele Toffoli? Beh, nel caso in cui... come sta, queste cose. Sì. Benissimo. Nel caso in cui parlavamo prima, insomma, l'augurio che fa Michele Toffoli è quello che un rappresentante delle due civiche possa entrare in consiglio comunale. Sì, certo. Qualora il 5,30% delle preferenze non sia sufficiente, ecco, come gruppi rimarrete comunque attenti sulla città, veglierete sui prossimi 5 anni, insomma, sarete parte attenta, critica, insomma, propositiva? Cercheremo di essere propositivi perché lo slogan era la forza delle idee e l'amore per la città, quindi non è che adesso cambi qualcosa. Io mi auguro francamente che i ragazzi, soprattutto i ragazzi più giovani, abbiano voglia di continuare in maniera da essere pronti eventualmente fra 5 anni per rimettersi in gioco, insomma, ecco, perché il risultato per conto mio per la prima volta è già stato un ottimo risultato, poi le cose si costruiscono col tempo, insomma, ecco. E lei la vedremo ancora in prima fila per l'organizzazione degli eventi di Natale 2019? Guarda, in questo momento qua la domanda non riesco a rispondere perché sono talmente stanco che ti direi di no in questo momento qua. Ha finito le batterie. Ho finito le batterie, ho bisogno di ricaricarmi un attimo. È ovvio che, comunque, devo dire che la squadra comunque c'è già, anche se mancassi io, non è che io sia preponderante. Tutti sono utili, nessuno è indispensabile. La squadra c'è già, poi mi permetto di dire che tutto sommato forse l'amministrazione che si è insediata, in teoria, almeno da quello che hanno detto, dovrebbe essere un po' più sensibile forse a queste cose, anche perché tutti si sono impegnati nel rilancio di questa città, quindi mi sento più tranquillo sotto questo aspetto qua, insomma, ecco, quindi è ovvio, comunque io sono qua, non è che scappo perché la mia attività è qua e quindi in questo momento qua francamente ho solo bisogno di riposare un po', di riprendermi un attimo, insomma, ecco. Allora buon riposo. Grazie e grazie a voi comunque per l'ottimo servizio che avete sempre fatto. Grazie. Toffoli non mi dica che sta per lasciare il nostro studio per l'ultima volta. Non mi faccia questo. Perché? No, così. No, non vorrei essere sovraesposto. Ormai faceva parte qua dell'arredamento. Esatto. Piuttosto se posso dare un po' di gloria ai ragazzi che sono qua, che così almeno li vedono. Andate a bere qualcosa. Ok. Dai, un secondo, Giovanni. Sì, dai, ok. Dai. Allarghiamo. Un secondo solo, allarghiamo tutto, venite qui. Io ci tengo. Esatto, Giovanni, fatti inquadrare. Ecco qua. Ecco Giovanni, chiama, dai Filippo, avanti. Che siamo... Ecco qua, li abbiamo già visti oggi pomeriggio, ma con piacere. No, questo non è, Filippo non c'era. Filippo non c'era. Esatto. Abbiamo avuto ospite. Abbiamo avuto ospite, esatto. Abbiamo dei problemi di altezza con Filippo, andiamo un po' verso esatto, ecco. Ok. Bene, e quindi i lati nascosti del nostro studio, sì. Volevo ringraziare tutti, non so se voi volete dire qualcosa e ringraziare i vostri elettori.
Beh, sicuramente ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto perché siamo partiti abbastanza tardi con la campagna elettorale, ci abbiamo messo impegno, dedizione e abbiamo comunque ottenuto un risultato, diciamo, anche un ottimo risultato. Soddisfacente, Sì. soddisfacente. Quindi Andiamo pure rinnovo subito. appunto il ringraziamento a tutti quelli che ci hanno sostenuto e che ci sosterranno in questi 5 anni in cui continueremo a lavorare per tutti i giovani, ma per tutta la città in generale, insomma. Grazie. Abbiamo qualcos'altro da aggiungere? Forse non arriva il microfono perché siamo un po'... Ok, ecco qua, vai. Niente, io mi limito a ringraziare tutti quelli che ci hanno dato un sostegno, siamo molto felici del risultato ottenuto, come diceva Toffoli, un buon risultato, siamo partiti da zero senza nessuno che ci appoggiasse e quindi siamo molto contenti e rinnovo questo ringraziamento a tutti quelli che ci hanno sostenuto. Noi continueremo con i nostri progetti e portare voce dei giovani a Vittorio Veneto. Molto bene, grazie, grazie. Salutiamo, abbiamo finito con Michele Toffoli. Grazie ancora a tutti voi, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Ovviamente il nostro ringraziamento va a tutti i candidati sindaco e consiglieri, li salutiamo, che in questi giorni, in queste settimane sono stati molto disponibili con noi, vero Claudia? Insomma è stata una lunga cavalcata. Certo, era partito tutto a febbraio, se non ricordo male, o era marzo, adesso mi sfugge, Sì, un insomma, po' stanca. giù di lì. Comunque insomma, abbiamo dato modo a tutti di presentarsi e di farsi conoscere ai vittoriesi per esprimere le loro idee, i loro progetti per il futuro e dare così modo ai vittoriesi di arrivare, se lo volevano, preparati al voto, almeno con un po' di coscienza su chi si stava mettendo in gioco e sui loro progetti. Siete stati in tanti a seguirci, ho avuto vari feedback, numerosi ce ne sono stati riscontri tanti. e quindi sì, si conclude oggi qui questo lungo Si conclude cammino. anzitempo, noi volevamo stare qui altre 2 settimane, invece no. Noi davamo per scontato che ci fosse il ballottaggio, almeno questi erano i sentori, però poi ieri sera Sì, avevamo subodorato la cosa. le europee ci è parso possibile che ci fosse un vincitore già al primo turno e così infatti è emerso già dai primi seggi scrutinati che Miatto si stava imponendo oltre il 50% rispetto agli altri candidati e fino a giungere insomma al tardo pomeriggio all'ufficializzazione, sebbene ancora ufficiosa perché è arrivata solo verso il 21:30 prima che abbiamo visto tutti e 33 i seggi ormai scrutinati e quindi insomma l'ufficialità c'è. E poi è arrivata. Intanto io vi sto proponendo nell'immagine, adesso qui le immagini sono ripartite, erano anche quelle che avevamo mandato prima, le immagini che partono dalla sede della Lega in via Manin, lì la Lega aveva appunto il suo quartier generale, tutti i dati arrivavano lì, quando le cose sono state ben definite, anche se come diceva Claudia le cose erano definite fin da subito, sono usciti, hanno iniziato a festeggiare, eccetera. Qui vediamo Miatto ospite dei nostri studi, tra poco lo risentiremo, qui lo vediamo proprio uscire dal nostro studio elettorale e poi fare il suo ingresso al quadrilatero. Claudia, quanti minuti hai ancora da dedicarci? Vediamo, le incombenze lavorative. Giornalistiche, sì. giornalistiche. Devo ancora chiudere qualche articolo. Quindi. Esatto, il Gazzettino chiama. Sì, ma oggi abbiamo tempo ancora. Stasera si chiude tardi. Sebbene insomma la sveglia, nel senso, sono state 2 giornate impegnative anche da sabato a oggi come
presidente di seggio e tutte le incombenze, ecco, Esatto. quindi. Allora Claudia, non voglio abusare della tua pazienza, quindi se vuoi lasciarci dovresti sentirti un po' in colpa, però insomma ne hai facoltà, insomma, ecco, sappilo. Grazie. No, più che altro, siccome io inizio a perdere il lume della ragione, abbiamo sentito praticamente tutti, Sì, giusto? abbiamo avuto qui Marco Dus, Michele Toffoli che è appena andato via e poi al telefono Valerio Petterle e Alessandro De Bastiani, oltre ovviamente al sindaco che è stato intervistato ancora alle 19:30, quindi la rosa anche del post voto è stata offerta ai vittoriesi che hanno avuto anche modo di sapere e di conoscere quelle che erano i sentori a caldo di chi, ahimè, non ha avuto la meglio, come in tutte le sfide c'è chi vince e Esatto, c'è chi dicevamo perde. prima vincitori e vinti, giusto? Esatto. Ecco, io stavo cercando se per caso dovessimo avere anche le preferenze, perché noi le abbiamo date a un certo punto oggi pomeriggio, ma non erano i dati definitivi, però mi pare Penso che ci vorrà ancora qualche ora perché è un lavoro abbastanza impegnativo rispetto ai comuni sotto i 15.000 abitanti dove ormai i giochi anche per i consigli comunali sono stati definiti, essendo Vittorio Veneto un comune sopra i 15.000 abitanti ed essendoci stata la possibilità anche di esprimere voti disgiunti, il calcolo non è così automatico come negli altri comuni dove entrano i più votati, bisognerà vedere quello che è stato il peso delle varie liste. Magari possiamo ricordare Allora, che... aspetta, rimani qui, dai, ancora 3 minuti, dai. Ecco. Sì. Allora, attenzione perché si è palesata nei nostri schermi, con molto piacere. Adesso apriamo il collegamento, lasciamo il tempo al regista di abbassare un audio, alzare quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Chi è tornata a trovarci? È lei, la madrina Ciao. di questo. Vai in Sono mezzo, sempre almeno adesso io. vai in mezzo all'inquadratura. Esatto, fatemi questa Sono cortesia, sempre io. in mezzo all'inquadratura. Sono rimasta Ecco. sola Sei rimasta sola? Qui. Beh, ma meglio soli. Ciao al Irene. quadrilatero, anzi in realtà ho anche 2 ospiti qua di fianco a me. Ah, beh, se- Due passanti in realtà che ci guardano. Ah, ok, che però non vogliono intervenire. immagino. No. Ecco, No. allora Irene, ovviamente stiamo scherzando. Intanto ti saluta anche Claudia. Ciao Grazie, Irene. Ciao Claudia, grazie. Oh, ciao. che bel siparietto. No, Irene, volevo ringraziarti adesso, a parte gli scherzi, prima abbiamo gestito insieme i momenti concitati della vittoria di Tony Miatto, il nuovo sindaco di Vittorio Veneto. In maniera magistrale tu e tutti i tecnici avete proposto tutte le immagini che si potevano mandare in onda, le abbiamo mandate, siamo stati assistiti anche dalla tecnologia che quest'oggi non ha fatto più di tanto gli scherzi nonostante la pioggia, quindi volevo ringraziare te e tutto lo staff tecnico. Grazie mille, l'abbiamo fatto con piacere, io l'ho fatto con piacere. Mi dispiace quasi che non andiamo al ballottaggio perché sennò Tutti ci saremmo così. ritrovati il 9 giugno. Siamo solo noi che eravamo così, attendavamo in maniera spasmodica, giusto per fare Quindi un'altra maratona. Ma... Era giusto per lavorare ancora, siamo un po' Esatto. staccanovisti. Esatto, sì, tra l'altro oggi io colgo l'occasione, ho te in collegamento, ho qui Claudia, da un certo momento in poi i messaggi di complimenti iniziavano a diventare un po' dopo mielosi, abbiamo evitato di leggerli, ringraziamo tutti coloro i quali hanno fatto anche Certo. parallelismi indegni con altre maratone, insomma, quindi grazie di cuore. Allora, siccome so che tuo marito ti reclama perché è dalle 2 di oggi pomeriggio che non ti vede arrivare a casa, io ti lascio salutare i nostri telespettatori. Certo, allora vi saluto, vi ringrazio e niente, alla prossima a questo punto, non si sa mai. Mi viene da dire, Che speriamo ci che non sia aspetti tra una nuova 5 avventura. Speriamo che non sia un po' prima di fra 5 anni. No, infatti dai, mi impegnerò questa volta perché sia un po' prima. Molto bene. Promesso. Ciao a tutti e buonanotte. Grazie Irene. Mirko, lo facciamo rimanere lì. Così.
Allora, Claudia, scusa, stavamo facendo un ragionamento un po' sulle preferenze, o hai già chiuso il tablet e eri già con la valigia pronta per partire? No, ci siamo. No, stavo facendo, non so se erano stati dati poi i voti definitivi delle varie liste, le 13 liste. Abbiamo la grafica, un attimo che ci arriviamo con la grafica, Sì. Quindi questi sono i dati definitivi dei candidati, ma adesso andiamo a vedere le liste. E ora abbiamo le liste, quindi partiamo da Grande Nord 1,08, Vittorio Veneto Città in Movimento 2,52, Forza Vittorio 2,45 ed erano queste due del candidato Toffoli. Poi per il candidato Alessandro De Bastiani Partecipare Vittorio 4,99 e Rinascita Civica 6,55. Veniamo quindi alle liste del candidato sindaco e sindaco Miatto. Sono 5, Fratelli d'Italia 3,13, Civica Noi con Miatto 4,24, Toni Miatto sindaco 17,73, Lega 27,27, Forza Italia 4,69 e la Lega è il partito la lista che in città ha ottenuto il più alto numero di preferenze. Infine le tre liste di Marco Dus, Partito Democratico 14,95, Marco Dus sindaco 8,53, Vittorio Veneto Vive 1,87, con il PD che si pone in terza posizione dopo Lega, Toni Miatto sindaco e quindi il PD, terzo partito. Ecco, questa era l'analisi appunto delle liste, quindi con i risultati definitivi. Appunto dicevamo prima, speravamo di avere anche intanto chiediamo qui fuori speravamo di avere anche le preferenze, ma probabilmente stanno perfezionando i risultati e quindi domani magari potrei fare uno speciale sul nuovo consiglio comunale. No, diciamo che appunto noi a una certa ora oggi pomeriggio abbiamo dato dei risultati parziali che però potrebbero essere cambiati, magari non di tanto, però insomma non ci sentiamo di dare dei numeri che magari non corrispondono a verità, non so, insomma, ecco, quindi io eviterei. Claudia, che dire, adesso ti saluto veramente perché non voglio averti sulla coscienza, più che altro seguiremo, immagino, credo, i prossimi appuntamenti che vedranno la formazione del nuovo consiglio, nella nuova giunta comunale, a seguire ci sarà il primo consiglio comunale, qui staremo a vedere, nel senso che ci sono degli accordi che si stanno come dire, che vanno a terminare con la chiusura, insomma, dell'amministrazione Tonon, che prevedevano la diretta dei consigli comunali appunto sulla nostra emittente. Staremo a vedere se il futuro prevederà anche con l'attuale amministrazione le dirette del consiglio comunale, chi può dirlo? Chi ci seguirà lo vedrà. Lo vedrà, esattamente. Claudia, io ti ringrazio per tutto il lavoro, abbiamo scherzato, ci siamo anche un po' divertiti, ma volevo ringraziarti per tutto il lavoro che hai fatto in queste settimane. Grazie a voi, è stata come sempre una bella esperienza, un bel lavoro di squadra e speriamo di aver fatto anche questa volta un buon servizio per la nostra città. E con adesso siamo una rete, vai a sederti là. Abbiamo anche i disturbatori che non è, aspetta, attento, fermo lì, ecco qua. Ciao Anna, ecco. Mi senti? Ecco. Sono qua con tua figlia, ho i capelli un po' bagnati perché fuori piove. Siamo andati, ma funziona il microfono? Siamo in onda, okay. Siamo in diretta, quindi attenzione. Allora vi siete divertiti? Sì. Chi è che ha vinto secondo voi? Così a caso. Allora, non avrebbe indovinato nessuno. Insomma, noi abbiamo detto più volte che almeno al ballottaggio ci saremmo andati volentieri solo per le dirette elettorali.
Beh, sinceramente avrei voluto anch'io questa prosecuzione di questa serata, perché sarebbe stato più divertente. Guarda che male vengo però indietro. Ecco, No, sono bagnati i Ho capelli. ho intravisto qualche momento del bene. pomeriggio in cui avevate Sì, l'opinionista. È arrivato a dire la sua, ovviamente, perché lo ricordiamo, per chi si fosse messo in collegamento solo adesso, Oscar Zaros, protagonista 5 anni fa, era tra i candidati sindaco della precedente tornata elettorale e ce lo ricordiamo. E con fra piacere. fra 5 anni Tornerai? lo rifacciamo, sì, però fra 5 anni vengo a vincere. Ah, ok, stai preparando? No, ma è anche giusto così. Secondo me bisogna vedere un attimino anche come vanno le acque, poi secondo me fra 5 anni... Esatto, quindi diciamo... Neanche che mi candido, scrivo, metto un post al posto della pasticceria torinese, ecco. Zaros Oscar, ho vinto. Quindi Però Miato, bianchi. No, Miato è già deve, avvisato. deve tremare. Miato è avvisato. Ok. Miato è avvisato, fa 5 anni, poi vabbè, basta. Beh, un Come ospite giusto che per sia. la- Come giusto che sia. Fra 5 anni per la città che vorrei Ce l'abbiamo. Ok, Ecco, già ecco, prenotato. Ciao Anna, ciao Grazie. Anna. Ecco. Molto bene, grazie Vado, mille. Ecco, Vado. grazie mille. Allora, noi non chiudiamo la diretta perché sarebbe troppo presto, però per chi si fosse perso prima il momento del candidato, già candidato sindaco, ora sindaco, Claudia, dobbiamo imparare la nuova nomenclatura, giusto? Sì, sindaco. Sì, no, ok, bisogna Primo cittadino, se preferisci. No, ma dico che nel nostro file mentale per sì, cui il candidato. sindaco era Tonon e gli altri Certo. erano i candidati, eccetera, adesso bisogna aggiornare Si il rinizia, file. 5 anni dopo c'è Esatto. questo azzeramento, possiamo dire, insomma, questo... Ecco, allora andiamo a sentire, io ti ringrazio Claudia, adesso scherzi a parte, grazie mille. Grazie a voi e allora buona continuazione di serata per voi che ci state seguendo e buonanotte. Ecco, allora noi adesso andiamo a riproporvi le prime parole del candidato sindaco Tony Miatto, neo sindaco, proprio le prime parole da sindaco di Tony Miatto, che è arrivato nei nostri studi intorno alle 19:20, appunto sentiamo le sue parole e poi ascolteremo proprio una porzione di trasmissione in cui poi è arrivato nella nostra postazione esterna e abbiamo sentito anche tante voci di tanti sostenitori di Tony Miatto. Do il benvenuto nei nostri studi a Tony Miatto, benvenuto. Buonasera a tutti, eccomi qua. Allora, Tutto è compiuto. tutto è compiuto. Allora, torniamo per un istante sui dati. Al momento siamo al 57,35%. La prima dichiarazione a caldo, Miatto, se l'aspettava un risultato così? Beh, un risultato così no. Vicino al microfono. Sentivo la città che era vicina, vedevo tanta gente che conoscevo che mi faceva coraggio e mi trasmetteva questo senso un senso di sicurezza di potercela fare. Naturalmente il candidato non può esprimersi in questo senso perché tutti lo attorniano, tutti i candidati, sono tutti degli agnelli sacrificali alla fin fine, per cui tutti sono ben voluti, ma è difficile dopo valutare in termini percentuali il significato reale di questa vicinanza. Sono soddisfatto della percentuale raggiunta, so che la città mi è attorno, so che questo, oltre che soddisfazione, mi impegnerà anche di più di quello che pensavo, perché evidentemente la città si aspetta molto da me. Quello che sarò capace di dare lo darò, mi impegnerò a fondo, ho, come dicevo in campagna elettorale, delle idee innovative da proporre alla città, da provare a implementare nell'amministrazione di Vittorio Veneto. Confido anche di avere dei buoni risultati, voglio in futuro avere un contatto diretto con la città in modo da condividere immediatamente le azioni che andrò a intraprendere. Mi aiuterete voi a farlo, un
gradirei molto avere un contatto immediato, ma lo vorrei immediato con i miei concittadini. E adesso si comincia Adesso già a comincia il pensare, lavoro, sì, giusto? esatto. Infatti sono fatto un po' anche in modo sbagliato, nel senso che per me la festa non esiste, già sto pensando a insomma, quello. No, Miato. è un difetto mio. Ok, però insomma alle 19:22 di questo 27 maggio... Sto già pensando al futuro del lavoro. Allora, so che tra 3 minuti deve andare e quindi poi tornerà anche, non pensi di scampare alle nostre grinfie. No, Miato, allora, quella è la sua telecamera, intanto questa qui, ecco, si sta rivolgendo direttamente ai suoi concittadini. Ci sono dei grazie che vuole rivolgere adesso ai suoi elettori o a qualche persona in particolare? Grazie, devo dire grazie a tanta di quella gente. In primis la mia famiglia che ha portato tanta pazienza, sono molti anni che porta pazienza con me e continua a portarla. Gli amici che mi hanno supportato, intendo amici in lista, candidati consiglieri comunali in 5 liste, e ho visto che hanno lavorato molto in modo coordinato, trasmettendo quei messaggi alla fin fine semplici che davo alla città, e senz'altro se sono riuscito a dire qualcosa in questo periodo è grazie a loro. Da solo ci ho provato, ho lavorato anch'io, ma non è la stessa cosa. Avere tanti ragazzi giovani e anche qualcuno meno giovane. Ecco, no? Fasan che è qui in fianco. Sì, esatto, che hanno molto lavorato, ha facilitato questa trasmissione di pensiero. Il frutto è stato questo, l'impegno mio naturalmente ci sarà, c'è già, e confido di fare qualcosa di buono per Vittorio. Confido di fare qualcosa di buono per Vittorio. Negli ultimi 30 secondi che ci rimangono, ci diceva che appunto lei è abituato a non fare tanta festa, ma è abituato a lavorare. Stasera ci sarà appunto un po' di festa. Domani che cosa farà? Domani si comincerà a guardare le carte per vedere da dove partire. Intanto la festa sta iniziando e quindi adesso la lasciamo andare. Grazie, grazie a voi. Allora, intanto un attimo solo, volevo ringraziare il candidato Tony Miato perché questa è la prima dichiarazione che sta rilasciando, la sta rilasciando alla Tenda TV, e quindi lo ringrazio perché come è stato molto collaborativo in questo periodo con la nostra emittente, non era scontato, non è affatto scontato. Noi volevamo ringraziarla e complimentarci perché questo 57% è un numero di tutto rispetto. Grazie a voi. Grazie, ci rivediamo più tardi. Questa sera mi raccomando passi per di qua. Grazie. E intanto noi ci spostiamo con le immagini. Va anche Fasan, ok, ne ha facoltà, ecco. Intanto noi ci spostiamo e quindi chiedo anche alla regia del quadrilatero. Intanto ringraziamo, abbiamo avuto in anteprima le prime dichiarazioni, vediamo bandiere col leone di San Marco, vediamo bandiere che di per sé recitano ancora Lega Nord, anche se il Nord è stato, il termine Nord si è perso per strada. E intanto forse, vabbè, ok, i dati ormai sono di secondaria importanza. Vediamo appunto col nostro, chiedo a Irene Soldera. Irene, commentami un po' quello che sta succedendo. Vediamo questa bellissima immagine con lo zoom che ci fa capire che sta iniziando la festa. Del nostro bravissimo regista Mirko che è dietro alla telecamera e che sta appunto inquadrando tutte queste bandiere che si stanno avvicinando a noi per penso poi sfociare in Piazza del Popolo, perché stanno facendo tutti i segnali dietro di noi di avvicinarsi, quindi penso che adesso pian piano, non so se vedi. Sì, sta arrivando, pian piano, credo appunto, che ci sono anche i colleghi delle altre emittenti, giusto? Esatto. No, in realtà in questo momento non ci sono più, sono scappati, penso siano volati nello studio vicino al tuo per intervistare il sindaco. C'è un altro studio vicino al mio? No,
nel tuo studio. Ah, nel mio studio. Ho detto No, vicino no, a te. ok. Perdona, ma sono qua dalle 2 del pomeriggio. Sì, lo so, ma dopo ci spenderemo in complimenti per tutti quanti più tardi, però intanto era giusto carpire anche i momenti della festa. Vi chiedo già, non so se dopo riuscirete in qualche modo, anzi potremmo fare una cosa di questo genere. Vabbè, ci pensiamo a come farla, perché potreste avvicinarvi verso Piazza del Popolo, ok? Sì, vediamo, allora, sì, vediamo come fare. Adesso allora provo a aspetta un attimo, ti lascio un po' commentare quello che stai vedendo. Io mi eclisso per un istante, ok? Sì, allora io chiederei a Mirko se hai voglia di fare un giro con la telecamera, così inquadriamo un po' le persone. Vedete un po' di festeggiamenti sia alle mie spalle, ma adesso, se Mirko riesce, vi faccio vedere anche quello che sta accadendo davanti a me. Vediamo se riusciamo, se riesce a fare il giro proprio. Ecco, adesso c'è un'inquadratura. Ok, arriviamo, ecco qua. Come potete vedere, fuori purtroppo ha ricominciato a piovere, quindi tutte le persone sono ancora sotto il quadrilatero con le proprie bandiere, aspettano di essere raggiunti da un gruppo numeroso che scusa Irene sta arrivando. Sì, Eccomi. rigiriamo per vedere l'arrivo del candidato. Giriamo pure la... Ok, sì. Esatto, perché arrivano le bandiere sono importanti, ma vogliamo vedere anche il candidato che sta arrivando. Non più candidato, ormai sindaco, attenzione. Sì, ormai è il sindaco, esatto. Siamo talmente abituati a dire candidato che ormai non... Tra l'altro, poi vedrete, magari valuterete voi se abbassare il nostro audio per non disturbare i colleghi. Però intanto rimaniamo qui, l'abbiamo visto arrivare con un cappotto sono arrivati celeste. anche Tony Darè, c'è Giancarlo Scottà. Esatto, entriamo pure, che così queste sono immagini proprio che vi stiamo catturando. Ok? Allora, gli diamo il nostro microfono, Irene. Sì? Gli diamo il nostro microfono. Prego. Appena parlato da noi, adesso direbbe le stesse cose. Lo lasciamo parlare magari agli amici lì, no? Sono sempre io. Federico sempre diceva, se vuole utilizzare il nostro microfono per parlare... non so però se è fattibile, quindi... Provo. Signori, siamo qua, la campagna elettorale è finita, poteva essere più lunga di 15 giorni, per fortuna è finita, sembra sia finita bene, dicono, perché ho vinto io, adesso i problemi sono miei, Ci sarà tanto da fare, già pensiamo a come fare queste cose per il meglio. Vi chiedo di essere tutti vicini e far parte della stessa squadra. Se vogliamo andare da qualche parte, dobbiamo farlo assieme. Assieme si fa più strada. Questo è garantito. Grazie comunque di essermi stati così vicini in questo periodo e di aver trasmesso alla città intera il mio pensiero. La cosa si è rivelata essere efficace perché abbiamo visto una percentuale che qua a Vittorio non pensavo potesse avvenire, potesse esistere, e invece è arrivata. Grazie a ciascuno di voi. Grazie. Direi facciamo parlare anche Gian Antonio Darè, Scottà. Certo. Vuole aggiungere qualcosa? No, intanto buonasera a tutti, un buon lavoro a Antonio Miato per questo impegno che adesso andrà a svolgere. Naturalmente
è una città che sicuramente deve essere presa per mano. Siamo una grande squadra, noi siamo con te, assieme faremo grandi cose. È già stato assessore, quindi conosce bene la macchina amministrativa e quindi andiamo sul sicuro. Dobbiamo accelerare e adesso si andrà avanti. Siamo contenti che i vittoriesi abbiano dato subito, diciamo, il mandato ad Antonio Miato con un voto molto forte, e questo abbiamo 15 giorni in meno di campagna elettorale e 15 giorni in più per lavorare per la nostra città, quindi un buon lavoro, noi ci siamo e complimenti ancora per questo grande impegno. Grazie a te. Ecco, io Facciamo parlare anche un secondo la parola anche, sì, un augurio magari da parte di Giancarlo Scottà. Beh, questa è una grande vittoria che fa bene anche a me e a Tony, che abbiamo fatto i sindaci prima, ma abbiamo fatto un gran bel lavoro tutti quanti assieme, e quindi ringrazio anch'io tutti i cittadini per aver confermato questa vittoria al primo turno, che non era mai successa a Vittorio Veneto, e molto sorpresi ma molto contenti siamo rimasti, e adesso faremo altrettanto con Tony Miato. Grazie mille a voi. Gli amici di Antenna 3 sì, giustamente hanno sequestrato. Si sono accaparrati l'ospite. Giusto. Salutiamo, tra l'altro, li salutiamo. Ecco. Magari iniziamo a dare spazio anche ai militanti, ai consiglieri. Vedo Rosset. Sì, io vedo già. No, Rosset non vuole, è riservato. No. Rosset è riservato. Beh, vediamo altri volti là. Vuole. Vuole farsi pregare Rosset. Sì, Rosset. sì, eccolo qua. Rosset vuole farsi pregare, l'abbiamo corteggiato un po' e poi è arrivato. Buonasera Rosset. No, buonasera. Cosa volete che vi dica? Parlare adesso è come sparare sulla Croce Rossa dopo il risultato che abbiamo avuto. Siamo soddisfatti, anch'io rivolgo un ringraziamento a tutte le persone innanzitutto che ci hanno supportato ed aiutato in questa campagna elettorale, e non dimentico, non dico per ultimi, tutti i nostri elettori. Un grazie di cuore a tutti quanti. Da domani incomincia il vero impegno, perché abbiamo molte cose da fare, abbiamo le idee chiare di come ci comporteremo e di cosa faremo nei prossimi 5 anni. Grazie, buon lavoro a voi. Fermo Rosset, fermo lì, Rosset. Un attimo. Un attimo, volevo un suo commento, perché non abbiamo i dati aggiornati sulle preferenze, però mi era secondo dopo Gian Antonio D'Arè, giusto, per la lista della Lega? No, è cambiato? No, avete dati sbagliati. Dice di no. No, ci sta prendendo in giro, dice di no, è abbastanza convinto. Noi abbiamo i dati reali, non sono il secondo, sono un po' più indietro. Un po' più giù. Comunque sono soddisfattissimo del risultato personale, e permettetemi a questo punto allora di ringraziare tutte le persone che mi hanno votato. Certamente. Grazie, e avremo modo di vederci, di sentirci più avanti. Molto bene, grazie Rosset, grazie mille. Grazie per essere stato qui con noi. Allora, andiamo a spulciare lì dietro, vedo, Bruno Fasan l'abbiamo già. Subito un altro ecco ospite. qua, noi con Tony Miato, sindaco. Eccolo qua. Ciao. Eccoci qua. Dico ciao perché è uno... un commento. Scusa Irene. Soddisfatti? Soddisfattissimi, abbiamo ottenuto un grosso risultato, perché comunque un 4,4% per una lista di giovani è eccezionale. Siamo dietro di soli 20 voti a Forza Italia, e per me è un grandissimo risultato. Vorrei ringraziare tutti quelli della mia lista che hanno fatto un eccezionale lavoro, e soprattutto viva Tony e viva la Lega, insomma. Grazie. Fermo lì. Rosset prima diceva che da domani avete molto le idee chiare, quindi da domani sapete già cosa dovete fare, quali sono i primi punti da affrontare. Ce ne vuoi illustrare qualcuno? Beh, sicuramente bisognerà prendere in mano questa città per quanto riguarda sicurezza, per quanto riguarda decoro urbano, e ci sarà da prendere in mano tutto l'ambito del turismo. Ovviamente le cose sono moltissime da fare,
sono tutte prioritarie, non ce n'è una che superi l'altra, insomma. Ok. E Federico, hai domande? Volevo semplicemente, sì, scusa, volevo semplicemente fare questa riflessione. Abbiamo parlato di, tanto andiamo all'applauso. Un attimo. Ok, che Dimmi. c'è? No, dicevo, abbiamo parlato di giovani, in questo caso la vostra civica era composta prevalentemente da giovani che si sono messi in gioco per la causa, giusto? Non ti sentiamo bene. Sì, perché c'è troppa festa lì, ho capito. Il ruolo dei giovani, ho detto, è un ruolo importante, come stava dicendo lui, perché appunto la lista Noi con Tony Miatto è costituita prevalentemente da giovani, giusto? Sì, è formata prevalentemente da giovani e vuol dire che la città crede nei giovani perché, ripeto, abbiamo preso mi sembra sui 500 voti, quindi vuol dire che la città crede in un bel futuro, crede in noi e noi li ricompenseremo con del duro lavoro, insomma. Grazie, grazie mille. Grazie. Vedo ancora in fondo dei volti, vedo Gomiero, vedo qualcuno, vediamo se riusciamo ad andare a catturarli. Giacca rossa vicino alla vetrina, se riesci. Adesso abbiamo 300 persone, non siamo mai stati così tanti come squadra tecnica come questa sera. Ecco subito. Eccolo qua, l'abbiamo caldamente invitato a... abbiamo sequestrato Gomiero. Eccolo qua. Vai. Allora, un commento abbiamo chiesto... Stanno già partendo gli applausi. Un commento allora per questa vittoria, siete contenti? Assolutamente contenti, un lavoro di squadra, 5 anni all'opposizione abbiamo sempre seguito il Consiglio Comunale e questo è il risultato. La squadra che abbiamo creato era fortissima, ha trovato dei bravi alleati e il risultato è stato ottimo. E questa sera come festeggerete? Tranquilli, molti di noi domani devono tornare a lavorare, quindi festeggeremo più avanti. Federico, sì? Sì, intanto continuano gli applausi sotto. Volevo chiedere a Gomiero, dica la verità, vi ha portato fortuna la sua ospitata sulla Tenda TV qualche settimana fa? Federico dice vi ha portato fortuna la puntata sulla Tenda TV qualche settimana fa. Forse sì, c'è stato un riscontro non da poco, anche se hai azzerato il contatore delle visualizzazioni, però noi eravamo contenti perché la gente ci ha visto soprattutto fuori di Vittorio Veneto. Ecco, e questo è importante, Scherzo ovviamente, grazie a Gomiero, lo saluto. Grazie. Irene, hai qualcun altro lì attorno? Francesca, è riuscita a procacciare qualcuno? Potremmo chiamare Faraon, non so se viene ai nostri microfoni, vediamo se Francesca ce lo accaparra, perché vedo, insomma, io sto commentando le persone che vedo. Ok, aspettiamo, insomma, informazioni di servizio. Ok, diamo il tempo, intanto abbiamo avuto modo di sentire le prime parole del candidato, già candidato sindaco, ora sindaco di Vittorio Veneto, Tony Miatto, Antonio Miatto. Riapriamo però subito il collegamento da lì, continuano le voci. Allora, scusate, ci siete? Eccoci. Vai. Federico? Sì? Mi senti? Sì. Io sono in compagnia del signor Faraon che ha detto che lo conosci bene. Sì, è una vecchia conoscenza. È una vecchia conoscenza. E chiedo anche a lei, ovviamente contenti del risultato, se lo aspettava così al primo turno? Siamo contentissimi, abbiamo lavorato per questo, io non sono in lista, non faccio l'assessore, vorrei anche chiarire questo, però ho lavorato moltissimo perché volevamo cambiare questa amministrazione e sicuramente abbiamo fatto un buon lavoro e sono contento per Tony Miatto che merita veramente di fare il sindaco. Sono contento anche per il risultato che non pensavo subito al primo turno,
però visto le europee di ieri ho pensato forse Tony ce la fa al primo colpo e ce l'ha fatta. Bravissimo Tony, bravissimi tutti noi e tutti quelli che hanno collaborato, perché in questo mese e mezzo abbiamo, anche chi non si è visto, lavorato tanto per portare a casa questo magnifico risultato. Grazie anche alla Tenda TV per il servizio di oggi, che siete molto molto bravi, grazie. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie. No, una domanda. Una domanda. Da domani che cosa si fa? Ma da domani ci penserà Tony Miato cosa fare. Io devo pensare al San Michele Salsa, devo pensare al Panathlon e ho i miei impegni. Hai i suoi pensieri. Come ti ho detto, non faccio l'assessore, quindi poi posso essere, sicuramente non sono uno dei favoriti per essere l'assessore, anche perché non ho dato la mia disponibilità per motivi miei personali. Quindi auguro a chi farà l'assessore allo sport di fare il bene di Vittorio Veneto, perché le associazioni sportive in questi 5 anni non sono state molto assecondate, diciamo così, e quindi è giusto che qualcuno ci dia una mano, perché i problemi sono tanti e bisogna essere molto molto vicini alle associazioni sportive, che sono un fulcro per la nostra città. Eccoci qui, sono le 22:35 in questo momento, riprendiamo la linea, avete visto questa bella immagine di Viale della Vittoria, continuiamo a riproporvela perché insomma è valida solo per quest'oggi questa inquadratura, quindi abbiamo questo Viale della Vittoria che si staglia con le luci e anche col riflesso della pioggia che ci ha tenuto compagnia per tutta la giornata. Vi stiamo in questi ultimi minuti di diretta, allora vi abbiamo appena proposto la registrazione, un ampio stralcio della registrazione delle 19:30, abbiamo sentito Tony Miato, il nuovo sindaco di Vittorio Veneto, prima ai nostri microfoni qui in studio, poi l'abbiamo visto proprio percorrere da Via Battisti, dove ci troviamo noi, ha fatto le scale, è arrivato al quadrilatero. Al quadrilatero c'erano tutti i suoi sostenitori che hanno voluto festeggiarlo. Qui c'è stato un secondo discorso di Miatto, al quale si è aggiunto poi anche Gian Antonio Darè e molti altri a seguire, li abbiamo sentiti, vi abbiamo proprio riproposto quel segmento di trasmissione. Ora stiamo per chiudere la diretta, ma abbiamo la possibilità, siccome ci sono arrivati i dati, di ipotizzare la composizione del Consiglio Comunale. Allora, intanto un grazie va al nostro Davide Parpinello, che con una velocità favolosa ha preparato la grafica che non era prevista. Questa è la composizione del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto al momento, quindi 6 consiglieri per la Lega, 3 consiglieri per la lista civica Tony Miatto sindaco, 1 consigliere per Forza Italia, 2 per il Partito Democratico, 1 per Marco Dus sindaco e 1 per Rinascita Civica, ai quali però si sommano Tony Miatto ovviamente in qualità di sindaco, ma anche Marco Dus in qualità di candidato sindaco e Alessandro De Bastiani in qualità di candidato sindaco. Ho detto bene, Roberto Tonon? Benissimo. Ecco, allora abbiamo aperto alle 14 in punto con Roberto Tonon, chiudiamo questa sera con, allora, possiamo dirlo, è un'immagine un po' triste, Tonon quando ha messo piede qui era ancora il sindaco della città di Vittorio Veneto, e questa bella immagine che ci arriva in diretta dalla nostra postazione esterna è un'immagine del municipio che ci fa vedere appunto avvolto dalle tenebre ma ben illuminato il municipio, la casa comunale, la casa dei vittoriesi. Ora è rientrato alle 22:30 e qualche minuto senza più la fascia tricolore, quindi ormai insomma ovviamente abbiamo avuto anche Marco Dus prima qui, già alle 14 oggi non si profilava un grande pomeriggio, una grande giornata, così è stato, giusto Tonò? Sì, ma il fra virgolette bello per me è che
sapevo da mesi e mesi che non sarei più stato sindaco, non so se da oggi o fra 15 giorni. Oggi abbiamo la certezza matematica che il nuovo sindaco è Antonio Miato. Come tutte le avventure, lo dico con molta schiettezza e naturalezza, direi anche con un filo di saggezza, cominciano e finiscono. È importante sapere quando è ora di appendere le scarpe al chiodo. La fascia al chiodo? La fascia al chiodo in questo caso, sì. La fascia tricolore. Allora, Tonon, lei ci ha portato, ringraziamo appunto Roberto Tonon, sta divulgando adesso anche ai giornalisti, alle altre testate, agli organi di stampa, perché insomma sono ore febbrili, tutti devono chiudere le pagine dei giornali. Abbiamo sentito prima Claudia Borsoi che doveva correre a finire gli articoli. Allora abbiamo qui per una volta su carta, quindi non su supporti digitali, le preferenze. Se posso, sono dati ufficiosi, ovviamente non ancora ufficiali. Sì, giusto. Sono ufficiosi. Giusta precisazione. Già a metà pomeriggio, verso sera, avevamo dato dei dati che comunque avevano, se non ricordo male, un 16 sezioni scrutinate su 16, non so più parlare a quest'ora qua, perdonatemi, appunto 16 sezioni su 33, adesso non sono proprio i risultati definitivi, perché qualcosa potrebbe cambiare, però insomma ci avviciniamo abbastanza. Allora io vi leggo solo i primi di ogni lista, perché altrimenti stiamo qui fino a domani. Quindi partiamo da Valerio Petterle, Grande Nord, si attesta come abbiamo due preferenze a pari merito con 8 voti, Laura Pessot e Moro Derfel. Veniamo alle civiche di Michele Toffoli. Vittorio Veneto Città in Movimento vede al primo posto Luca Marchiori. Al primo posto Luca Marchiori, datemi un attimo che controllo, e al secondo posto Anna Rosa Maria Tonin. No, chiedo scusa. Allora, primo posto Luca Marchiori, secondo posto Gianpietro Buttazzi e terzo posto per Anna Rosa Maria Tonin. Poi la civica Forza Vittorio, sempre per il candidato Michele Toffoli, tra l'altro Michele Toffoli che non entrerà in consiglio comunale perché appunto non ha superato il quorum, vede come primo tra i candidati Filippo Arnaudo, appunto di Forza Vittorio, seguito da Jessica Finotto, seguita ancora da Giovanni Sitton. Ecco, ce l'abbiamo avuto prima qui ospite. Andiamo avanti, passiamo alle liste che fanno riferimento al candidato sindaco Alessandro De Bastiani. Partecipare Vittorio ha ottenuto più voti Matteo Saracino, seguito da Alessandro Mognol e da Sara Borsoi. Perdonatemi se per caso c'è qualche svarione in quello che sto leggendo, me ne assumo tutta la responsabilità. De Bastiani, sindaco Rinascita Civica, si attesta al primo posto Mirella Bagliana, seguita da Donato Fiume e poi basta. No, e poi Bruno Marchetto, ecco qua. E poi passiamo alla coalizione, perdonateci, insomma, qua, ma soprattutto gli addetti ai lavori saranno interessati, credo, sospetto questa cosa, quindi coalizione guidata da Antonio Miatto, nuovo sindaco di Vittorio Veneto. Partiamo dalla lista di Fratelli d'Italia. Al primo posto abbiamo Henry Pagotto, al secondo posto Thomas Toffoli, al terzo posto Alessia Toffoli. Civica Noi con Tony Miatto sindaco, al primo posto abbiamo Nicola Sommavilla, al secondo posto abbiamo Lorenzo Visentin,
e poi, se non sbaglio, dovremmo avere Domenico Peruc. Torniamo al discorso che facevamo alle 2, che sia io sia Roberto non abbiamo fatto il classico, quindi stiamo facendo un po' tutti i conti così. Civica, Tony Miatto, sindaco. Qui abbiamo dei numeri anche considerevoli, e con 387 voti al primo posto abbiamo Antonella Caldart, che abbiamo sentito anche prima ai nostri microfoni, a seguire con 349 voti Gianluca Posocco, e poi abbiamo Andrea Casagrande, detto Biga, se non sbaglio. No, ho sbagliato. Abbiamo Silvia Salezze. Ecco. Andiamo avanti. Lega Salvini. Abbiamo al primo posto, qui si complicano sempre di più le cose, il primo posto con 303 preferenze Gian Antonio D'Arè, seguito da Bruno Fasan con 239 preferenze, e seguito ancora una volta da Mario Rosset con 172. Forza Italia Berlusconi, al primo posto abbiamo Paolo Sant'Antonio con 217 preferenze, seguito da Mirko Campodall'Orto con 94, e poi Tommaso Foiadelli. Veniamo, abbiamo quasi finito, veniamo alle liste che sostenevano il candidato sindaco Marco Dus. Partito Democratico, al primo posto abbiamo Roberto Tonon, che è qui in studio con noi in questo momento, al secondo posto Barbara Denardi, e al terzo posto Giulia Costa, vi risulta? Può essere? Mi pare di sì. Ecco. Sì. Lista civica Marco Dus sindaco, al primo posto con 209 preferenze Antonella Uliana, al secondo posto Giulio De Antoni con 107 preferenze, e al terzo posto Mauro Bassetto. Chiudiamo con Vittorio Vive, al primo posto abbiamo Mario D'Arè, al secondo posto Stefano Barabino, e al terzo posto Fabio Braido. Bene, queste sono le preferenze, grazie per averci fornito. Torniamo a vedere la grafica, giusto perché siccome l'ha preparata, almeno gli diamo un paio di passaggi. Allora, questi saranno i numeri in Consiglio Comunale, nuovo Consiglio Comunale di Vittorio Veneto, 2019. Sarà così composto: oltre a Tony Miatto ci saranno 6 posti per 6 candidati, no, 6 candidati, 6 consiglieri per la Lega, 3 consiglieri per la Civica Tony Miatto sindaco, 1 consigliere per Forza Italia, 2 per il Partito Democratico, 1 per Marco Dus sindaco e 1 per Rinascita Civica, a cui si aggiungono per Rinascita Civica Alessandro De Bastiani e per appunto la coalizione di Marco Dus, il candidato Marco Dus. Abbiamo fatto anche questo punto della situazione, un po' ingarbugliato forse per qualcuno, chiedo scusa, ma insomma era giusto farlo per chiudere appunto questa serata. Tonon, che cosa diciamo in chiusura di questa lunga maratona? Beh, che il pubblico vittoriese, non solo vittoriese, credo sia stato debitamente, come è accaduto sempre del resto in questi 5 anni, l'abbiamo più volte ricordato e riconosciuto adeguatamente da questo che ormai considero un servizio pubblico locale, che è quello della Tenda TV. Ricordo che a differenza dei 5 anni precedenti noi abbiamo voluto che tutti i consigli comunali fossero ripresi in diretta e fosse possibile anche poi successivamente vederli in streaming. Mi auguro ovviamente che anche per questi 5 anni di questo mandato rinnovato nella compagine amministrativa continui questo tipo di servizio. Credo sia una questione di trasparenza e di democrazia. I risultati ormai sono chiari, mi pare che di poter confermare quello che ho detto
circa 7-8 ore fa, sempre seduto qui nei vostri studi, cioè che la Lega ha vinto, la Lega di Salvini ha vinto, e si è confermato in questo caso che ha vinto il candidato leghista Antonio Miato. Auguri a lui, soprattutto per la città, perché ci siamo trovati, l'ho chiamato prima che fosse intervistato da voi, ci siamo incrociati, abbiamo scambiato 4 chiacchiere anche in pizzeria un paio d'ore fa, e sorridendo mi ha detto: ti vedo molto più sorridente di me adesso. E ho detto sì, probabilmente sì. È molto frequentata quella pizzeria, a quanto pare solo noi eravamo qui, quindi vabbè, insomma, abbiamo perso un giro. Allora, io ringrazio Roberto Tonon per essere stato qui con noi in chiusura di questa lunga diretta. Non è retorica, l'ho fatto già diverse volte. Un grazie va a tutta la squadra tecnica della Tenda TV, non mi stancherò mai di ricordarlo. Se considerate con che mezzi noi stiamo andando in onda rispetto alle altre emittenti, insomma ogni volta è un miracolo portare a termine le nostre trasmissioni. Lo facciamo ovviamente con piacere, come diceva Tonon poc'anzi, riteniamo che il nostro sia comunque una sorta di servizio pubblico e quindi lo facciamo ben volentieri, lo facciamo per i tanti cittadini che sono affezionati alla nostra emittente televisiva, ma lo facciamo anche ovviamente per tutte quelle persone che, non potendo muoversi dalla propria casa per i motivi più svariati, insomma hanno modo di seguire minuto per minuto, giorno dopo giorno, anno dopo anno la vita della città di Vittorio Veneto. Quindi un grazie, li cito tutti, spero di non dimenticarmi nessuno. Beh, intanto a Davide Parpinello, che è stato qui al mio fianco, ha compilato le grafiche, ha tenuto d'occhio insomma tutti i grafici, tutti i dati, insomma era un po' complessa la situazione. Un grazie al nostro preziosissimo collaboratore Mirko Andreetta. Anche dal punto di vista tecnico in questi giorni abbiamo lavorato molto anche per il collegamento, che appunto ha funzionato, devo dire, alla perfezione, ma non era poi così scontato, quindi grazie per la supervisione a Mirko Andreetta. E poi chi abbiamo? Abbiamo Francesca Astori, Alessio Denardi, che ci hanno seguito nel corso di tutto il pomeriggio. Un saluto anche alle persone che non erano previste ma alla fine ci hanno dato una grande mano per la buona riuscita di questa diretta. Grazie anche alle ovviamente 2 donne che hanno animato questa diretta. Sto parlando di Irene Soldera, che ha curato tutti i collegamenti dal Quadrilatero, sto parlando poi di Claudia Borsoi, che insomma avete avuto modo di apprezzarla ancora una volta in tutto il percorso di avvicinamento a questa giornata, e poi anche questa sera. Un grazie va a voi telespettatori che ci avete seguito, siete stati in tantissimi, perdonate se non abbiamo risposto ai vostri tanti messaggi che ci avete mandato. Qualcuno l'abbiamo letto, qualcuno è stato occasione anche di dibattito qui in studio, per cui vi ringraziamo in questa che è stata una trasmissione che abbiamo costruito insieme. Direi che alle 22:52 possiamo chiudere questa maratona, questa lunga diretta. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima. Grazie.